Cari amici, buonasera. Eder Production, Isole Sparse, Renato De Paoli, 1 febbraio, Santa Brigida d'Irlanda. Badessa visse in Irlanda e morì intorno al 520. L'ha scelto molto zoena la vita religiosa e le sta la fondatrice delle badesse del monastero di Kildare. Il suo culto è molto diffuso nella Chiesa d'Irlanda e nel resto d'Europa e nelle chiese di origine irlandese. A sé viene rappresentata con l'abito bianco da monaca e il velo da badessa, e a volte la gabbia una vacca a ricordo della prima mansione che ebbe il convento. Monzar le vacche. Protettrice dei lattai, dei poeti, dei fabbri, guaritori delle vacche e dalle bestie da cortile. Nome di derivazione celtica, vuol dire alta, forte e potente. Santa Brigida d'Irlanda, adesso vi faccio vedere l'immagine, trasforma l'acqua in birra e guarisce un cieco. Particolare Lorenzo Lotto 1524, Trescore balneario oratorio Suardi. Non mi ha capito bene dove è, ma insomma, eccola qua. Come pare. Niente male come dipinto, eh? Abbiamo detto Santa Brigida d'Irlanda. Va bene. Allora, detto questo, potremo cominciare a raccontare che allora la notizia che fa PS 8, dunque, che perquisizione al giornale, indaga membro del Consiglio Superiore a Magistratura, gli sta a mandare a perquisire un giornale, una giornalista che ha sequestrato tutto a casa della cronista del giornale Anna Maria Greco, una volta che andava i picchiatori, manganellatori, eccetera. Adesso che va le forze dell'ordine comandè, e siamo qua. Perquisizioni nella redazione romana, dice il giornale liberonews.it. Dopo che perquisito il giornale, lo dice anche il Salvagente, l'agenzia di stampa Asca e Virgilio e tanti altri. Questa mi pare che sia notizia più eclatante di oggi, però dopo che sempre dall'Egitto, ultimatum a Mubarak, via entro venerdì, 2 milioni di persone in piazza. Al Baradei domanda al presidente di lasciare il potere e offre un saldo va condotto. Migliaia di manifestanti in piazza Tahrir, l'esercito non interviene. Aung San Suu Kyi, siamo con voi per l'ONU, il bilancio dei morti e via. Egitto, la grande marcia contro Mubarak, che è anche un filmato quando il Nobel da YouTube, questo Euronews YouTube, quando il Nobel scende in politica, ai sole 24 ore. In Giordania il re cede la piazza e nomina premier un ex generale. Va bene, allora con la ripresa dei colloqui bilaterali, i rapporti tra le Coree, Pyongyang, preliminari di pace e via discorrendo. Va bene? Hola. Mi pare che siamo per il caso di Monte Carlo, ora si muove la procura, lo dice il ministro degli esteri Frattini. Google, una cam al museo. Google porta le sale dei musei nel servizio Street to Weave. Google presenta Art Project. Questa è una bella notizia, dopo andremo a vedere meglio.
Invece che abbiamo ancora Google e Twitter insieme per l'Egitto. Le due piattaforme si uniscono in forza per creare un servizio di segreteria telefonica per comunicare da e con l'Egitto senza bisogno di connessioni internet. Anche YouTube coinvolto Roma dopo aver da poco acquistato Shine New Startup specializzata. Google e Twitter gli aggira la cibercensura egiziana, lo dice Bit City. Twitter e Google per l'Egitto, mi lo renteggio. Anche questa è una notizia molto interessante. Va bene, cari amici, vediamo quanto tempo abbiamo consumato. 5,54, neanche tanto. Facciamo vedere qualche altra bella immagine dal mondo. Allora, questo le Portofino, e anche una bella canzone, il My Love a Portofino. E poi che manca dell'altro, vediamo un pochettino, vediamo un pochettino cosa che è bello, qualche altra notizia, news, però qua dal Veneto, dal Visentin Veronese, vediamo Veneto, sai che nel Veneto è bello. Oh là, 2 ore fa Zaia l'ha detto, il bilancio è un cadavere eccellente, va bene, allora siamo a posto. Maltempo, Veneto, Zaia firmano accordo con la Guardia di Finanza per i controlli perché ne ho un po'. Va bene, avanti Savoia. Influenza, il Veneto non è Mirafiori ma servono nuove regole, va bene Zaia, questa te l'hai fatta grossa. In Veneto sequestrato pane di Altamura falso, va bene anche questa. Sì. Federalismo a Vicenza, la Lega con la bandiera veneta listata a lutto. Questa è una notizia interessante. Un'ora fa, agenzia di stampa Asca, per protesta contro l'esposizione in aula da parte dei consiglieri leghisti, bandiera veneta listata a lutto con la scritta Padania libera. Il Leone di San Marco a lutto in consiglio. Oh, adesso la leggiamo sta notizia qua, che merita. Vicenza, 1 febbraio, seduta interrotta e abbandono dell'aula da parte delle minoranze, oggi in consiglio provinciale a Vicenza. Va bene, la Lega aveva lista la bandiera del Veneto a lutto con la scritta Padania libera come reazione alla distribuzione di spillette tricolore da parte dei giovani democratici. Le spillette bianche, rosse e verde di Napoleone, lo stato Sabaudo, avanti, sì. Va bene, vi rimandiamo a sta notizia che la va a approfondire. Vediamo se c'è dell'altro molto che può interessare. Sanità. Va bene, abbiamo detto tutto. Grazie se mi avete ascoltato. E dal Production, Isole Sparse, Renato De Paolo.